Delfio, nomination importante per te, come miglior giocatore della prima categoria, sicuramente un evento che racchiude il calcio dilettantistico qui a Enna e tu sei voluto essere presente perché ovviamente sei in nomination. Grazie per questa nomination, sono onorato di essere qua a 43 anni, è una bella soddisfazione e che dire. Che stagione è stata? Perché tu sei arrivato a questa nomination perché comunque sei stato capocannoniere della prima categoria e soprattutto sono stati tutti i gol decisivi tuoi, lo dicevi anche tu, 43 anni. Sì, è stata una bellissima stagione, all'inizio siamo partiti un pochino male, però poi quando ci sono giocatori che scendono di categoria è sempre così, poi quando ci siamo inquadrati abbiamo fatto un grandissimo campionato. Io ringrazio l'organizzazione, ringrazio per questa nomination perché fa sempre bene, quindi sono contento per tutto quello che abbiamo realizzato e sono contento di essere ad una manifestazione così perché è sempre bello essere tenuti in considerazione in un momento del genere. È stata una stagione entusiasmante a Paternò. Sì, una stagione perfetta, abbiamo fatto un ottimo campionato, abbiamo avuto dei record veramente molto importanti e quindi siamo molto grati di tutto quello che abbiamo fatto e ci godiamo il momento tuttora. Sicuramente una bella gratificazione al di là della nomination. È stato un anno un po' particolare, poi alla fine abbiamo fatto una gran bella figura, sicuramente tutta la nuova azzurra lo ha meritato e adesso speriamo è tempo di guardare un attimino al futuro e lasciare alle spalle quello che è stato e pensare un attimino a pianificare la nuova stagione sportiva. Natale Gatto in nomination come miglior centrocampista di promozione, quest'anno hai giocato nella Nuova Egea, sicuramente un campionato interessante, anzi avvincente che vi ha portato poi a ottenere l'eccellenza. Sì, sono bellissime cose, come hai detto tu abbiamo vinto il campionato anche se purtroppo non abbiamo potuto festeggiare con i nostri tifosi, però alla fine ci prendiamo lo stesso questa vittoria e ci godiamo il momento. Ti onora comunque essere in nomination tra i migliori centrocampisti di promozione? Sì, assolutamente, ma questo anche va a merito ai miei compagni di squadra perché da soli non si è mai vinto nulla, quindi è merito anche loro se sono qui a vincere questo bellissimo premio. Diciamo che abbiamo raccolto i frutti di un duro lavoro triennale, una stagione perfetta coronata con l'eccellenza, sarebbe stata più bella magari proseguire fino in fondo alla Coppa. E magari questo è stato forse l'unico pizzico di rammarico della stagione. Ovviamente la gratifica anche il fatto di essere appunto in nomination. Sì, questo per me è una soddisfazione, sono contento e onorato di essere qua e speriamo bene, anche perché accanto a me c'ho allenatori importanti come Furneri che hanno fatto anche qualche categoria più di me, Scifo che ha fatto da giocatore anche altre categorie, quindi fa piacere essere in discussione in mezzo a loro. Gabriele Franchini, nomination per miglior difensore di eccellenza, sicuramente ti gratifica questa nomination, essere oggi qui dove c'è raccolto il calcio siciliano. Sì, sicuramente è una bellissima sensazione, è una bellissima emozione essere qui stasera. È qualcosa che ti gratifica anche a livello personale naturalmente e sono felice. È stata una bella stagione, nonostante siete arrivati secondi dietro al Paternò, avete comunque ottenuto la Serie D che era il vostro obiettivo. Esattamente, questo è quello che ci eravamo prefissati all'inizio campionato e ci siamo riusciti in un modo o nell'altro, l'importante era questo. Rimarrai a Sant'Agata? Ancora questo non lo so, ci dobbiamo sentire con la società e vedere se ci sono i presupposti per rimanere e continuare insieme. Ci troviamo nell'incantevole scenario del Castello di Lombardia di Enna dove si sono appena conclusi i Penalty Awards 2020, la 7ª edizione condotta magistralmente dal solito Ettore Tortorici. Il calcio in passerella è tornato qui al centro della Sicilia, ricorderete sicuramente la passata edizione andata in scena al Teatro Garibaldi, quest'anno è cambiata solo la location. Tanti gli ospiti che hanno preso parte, sono stati premiati i migliori del calcio dilettantistico siciliano e quindi noi andiamo subito a vedere che cosa è successo appunto in questa meravigliosa serata. Il calcio è l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo. È rito nel fondo, anche se è evasione. Mentre altre rappresentazioni sacre, persino la messa, sono in declino, il calcio è l'unica rimastaci.
Il calcio è lo spettacolo che ha sostituito il teatro. È un sistema di segni, cioè un linguaggio. Esso ha tutte le caratteristiche fondamentali del linguaggio per eccellenza, quello che noi ci poniamo subito come termine di confronto, ossia il linguaggio scritto parlato. Anche per la lingua del calcio si possono fare distinzioni. Anche il calcio possiede dei sottocodici, dal momento in cui, da puramente strumentale, diventa espressivo. Ci sono nel calcio dei momenti che sono esclusivamente poetici. Si tratta dei momenti del gol. Ogni gol è sempre un'invenzione, è sempre una sovversione del codice. Ogni gol è ineluttabilità, folgorazione, stupore, irreversibilità. Pierpaolo Pasolini, 1971. Penalty Awards 2020, 7ª edizione. Eccoci, terra nuova sotto noi, corpi fragili, labbra aride oramai, sale brucia in viso e salimi, onde fulmini e compagni miei, cadaveri resi al mare blu, io sono qui. Vita cambierò, spalle verso odio e povertà, cerco altrove la serenità, accoglimi, accettami, io sogno un mondo nuovo. Sole che sembra dorato e finalmente la mia ombra guarderò in te e rivivrò con te, e non ti sogni a pregare, con la vita a lottare per continuare a sperare, dal buio cerco colore. Cadaveri resi al mare blu, io sono qui, vita cambierò, accoglimi, accettami, con il sole che sembra dorato e finalmente la mia ombra guarderò in te
continuare a sperare. Penalty Awards 2020. La passerella dei giocatori, dei tecnici e dei dirigenti migliori della stagione calcistica siciliana. Conduce Ettore Tortorici. E rieccoci anche per quest'anno, grazie, bentrovati in questo castello meraviglioso di Lombardia di Enna, e un saluto particolare per la bella canzone introduttiva di Deborah. Grazie mille, una buona serata. Grazie Deborah. Nuova stagione un po' travagliata, come tutti ben sanno, quella del 2019-2020, però ce l'abbiamo fatta con grandi sacrifici. Anche quest'anno i Penalty Awards sono ritornati in scena per far sì che appunto la passerella del calcio dilettantistico abbia ancora una volta il suo momento di gloria. È stata una stagione che comunque noi vogliamo dimenticare, anche se purtroppo non la dimenticheremo facilmente, proprio perché il dramma Covid ci ha un po' coinvolti a 360 gradi, e i Penalty Awards di quest'anno regaleranno qualcosa che ha a che fare con una squadra che ha lottato contro il Covid. Allora adesso per far sì che insomma diamo inizio a questa 7ª edizione dei Penalty Awards, io invito qui il rappresentante ufficiale del comune che anche quest'anno ospita il nostro evento, ovvero l'assessore Dante Ferrari. Siamo contenti, siamo soddisfatti, abbiamo dato il benvenuto a chi ci ha voluto nuovamente premiare per il fatto che questa manifestazione così prestigiosa da un punto di vista sportivo e calcistico si continui a celebrare ad Enna. L'ho appena detto, ritengo che non sia soltanto un fatto di baricenticità, evidentemente siamo stati all'altezza degli organizzatori che ci hanno voluto premiare con questa conferma in una location, quale è quella del castello, che per noi è motivo di grande orgoglio. A questo punto non c'è 2 senza 3. A questo punto non c'è 2 senza 3, a questo punto è giusto che il proverbio ne possa essere mantenuto, per cui ci riproponiamo e ci ricandiriamo per la 3ª edizione. Alessio Gulisano, Aci Sant'Antonio. Bene Alessio, complimenti. Adesso arriverà la targa per Alessio. Alessio, sei il miglior portiere del campionato di promozione, una gioia indescrivibile perché tra l'altro è un premio che va anche a coronare il campionato, visto che con la Sant'Antonio siete arrivati primi. Esatto, infatti voglio ringraziare maggiormente l'intera squadra, perché anche se è un premio prettamente individuale, quando si raggiungono certe soddisfazioni il merito è anche della squadra, della società e del gruppo che ci ha, diciamo, che mi ha permesso di raggiungere questo obiettivo. Quali sono le tue emozioni, le tue sensazioni dopo aver ricevuto questo titolo? Beh, sicuramente fa molto piacere quando si vince un premio del genere individuale, è una bella esperienza e speriamo che sia l'inizio anche per ricevere magari qualcuno in futuro. Rimarrai ad Aci Sant'Antonio? Non lo so, ancora non è certo, e difficilmente per motivi soprattutto lavorativi. Francesco Santocono, questa sera qui per premiare i Penalty Award, sei stato costretto, tra virgolette, a consegnare un premio importante al miglior portiere di promozione. Le tue sensazioni? Ma guarda, è sempre bello premiare questi ragazzi, perché intanto sono tantissimi, no? Perché ce ne sono 3 in nomination, ma sono centinaia di questi ragazzi che ambiscono a questo premio ogni anno, che è sempre più importante. E sono contento che c'è sempre più partecipazione e sempre più voglia di sport e di competizione. La competizione è molto importante per tutto, soprattutto nella vita. Il più bravo difensore del campionato di promozione. Chi vince? Ok, vince... Del resto, come la sua squadra, vince Leonardo Musso. Leonardo Musso, le tue emozioni, le tue sensazioni dopo aver ricevuto il premio come miglior difensore del campionato di promozione? Sì, sicuramente è una bella grande emozione dopo il primo anno praticamente buttato nei grandi, perché finora ho fatto soltanto settore giovanile, è una bella emozione, mi fa molto piacere. È un premio che corona una stagione importante con il tuo Siracusa, visto che avete anche ottenuto l'eccellenza. Sì, ormai diciamo che Siracusa la sento mia come città e come maglia, e vincere il campionato era quasi un obbligo per noi, che appunto siamo il Siracusa Calcio, ci siamo riusciti e guardiamo già avanti al prossimo campionato di eccellenza, che sarà molto duro secondo me. Tu sei uno dei riconfermati? Sì,
Sì, per fortuna devo dire sì, perché comunque come ho già detto prima, giocare a Siracusa è un piacere, anche se sono palermitano, ma ormai fa parte, possiamo dire che è la mia seconda città. Miglior centrocampista per quanto riguarda la stagione 2019-2020. Rullo di tamburi, Natale Gatto, Igea 1946. Mi rende d'orgoglio, vuol dire che i sacrifici veramente alla fine ripagano. Ripeto, mi rende d'orgoglio, sono felicissimo. Niente, spero che sarà anche gli altri anni così. Corona una stagione importante anche con l'Igea, visto che comunque è arrivata l'eccellenza. Sì, appunto, vuol dire che qualcosa di buono è stato fatto, come anche dicevo prima, grazie ai miei compagni, grazie alla società, grazie al mister, anche se all'inizio non siamo partiti tanto bene, subito fuori dalla Coppa Italia, a 5 punti dalla prima, sarebbe l'acqua dolce, poi però abbiamo ingranato la marcia e abbiamo portato a casa il nostro obiettivo. Senti, non rimarrai all'Igea, dove pensi ti collocherai in questa stagione? Andrai in eccellenza, promozione, avrai sicuramente tante richieste. Sì, intanto non rimarrò all'Igea, purtroppo non rimarrò a malincuore perché so io personalmente cosa ho lasciato sia 2 anni fa in Serie D che anche quest'anno, però alla fine non ci sono stati i presupposti. Ed eccoci ad uno dei premi più ambiti per quanto riguarda i Penalty Awards. All'interno di questo evento noi inseriamo dei premi molto speciali. Il primo che presentiamo questa sera è il premio Un uomo per lo sport ed è un premio che ogni anno diamo ad un personaggio che si è particolarmente distinto nel mondo dello sport. Tra l'altro in questa edizione il personaggio che tra poco vado ad annunciare è un personaggio che io conosco da tanto tempo, è stato anche un ex presidente di una squadra di calcio, adesso le ambizioni ho l'impressione siano un po' più sostanziose e siamo anche contenti perché dalla sua ha una grande capacità di unire e fare team sempre ed unicamente vincenti. Il premio Un uomo per lo sport all'interno dei Penalty Awards 2020 va a Angelo Maugeri. Angelo Maugeri, premio Un uomo per lo sport, le sensazioni dopo aver ricevuto tale riconoscimento? Sono sempre essere identificato come un uomo che ha fatto qualcosa nello sport è sempre bello da saperlo e da viverlo. Qualcosa l'abbiamo fatta in effetti, quindi il fatto che sia riconosciuto oggi dopo tanto tempo e mentre si sta facendo un'operazione importante per la città di Catania mi fa molto onore. Vince Giuseppe Rustico. Mazzarese.2, vincitore di questa stagione. Consegna la targa Franco Anastasi. Giuseppe Rustico, quali sono le tue emozioni dopo aver ricevuto il premio come miglior attaccante campionato di promozione? Sicuramente è motivo d'orgoglio che comunque va a consacrare una stagione positiva da parte di tutta la nostra compagine. Perché si sa, quando magari l'attaccante riesce a finalizzare, il merito è anche di tutti gli altri che fanno del lavoro sporco, del mister, della società che comunque ci rende sereni e quindi questo premio va condiviso con tutta la Mazzarese Calcio. Nonostante i tuoi gol, purtroppo la tua squadra non è arrivata in eccellenza, eravate terzi quando si è bloccato il campionato, però è un punto di partenza per la prossima stagione, Dali. Assolutamente sì, come ho già detto siamo stati ripescati noi per il rotto della cuffia alla fine, quindi diciamo che non era la stagione che inizialmente si era prospettata, quindi questo terzo posto è motivo di orgoglio per tutti noi.
abbiamo già effettuato come società la domanda di ripescaggio per il prossimo campionato d'eccellenza. Se ci sarà la possibilità ci faremo trovare pronti, altrimenti ci ributteremo nel campionato di promozione consapevoli che possiamo riproporci e quindi fare una buona stagione. Una vita qui ai penalty a premiare, quest'anno si sono toccati gli attaccanti, un bel reparto. Certo, è sicuramente il più importante perché come quello del portiere, quello dell'attaccante è un ruolo determinante, quindi mi ha fatto piacere, è successo altre volte per la verità, comunque mi fa sempre piacere essere qui e partecipare perché nel frattempo passano gli anni. Allenatore categoria promozione Antonio Torrisi, ACI Sant'Antonio. Mister, alla fine è arrivato anche il premio come miglior allenatore per chiudere il cerchio, diciamo. Sì, questo è la ciliegina sulla torta. Onestamente ci speravo, sapevo che era difficile perché avevo degli ottimi colleghi che se la giocavano con me, già era comunque per me sarebbe stato un onore essere in nomination, vincere è qualcosa che mi emoziona e sono veramente contento e felice. Ovviamente è stato riconfermato alla guida dell'ACI Sant'Antonio, ma che campionato andrà a fare, che squadra sarà? Quella degli eccellenze. Noi faremo una squadra come è giusto che sia per presentarci da matricola in un modo secondo me serio e importante a questa nuova avventura in questo campionato di eccellenza che come ho detto sul palco sicuramente è un campionato che non è paragonabile a quello di promozione. Stiamo lavorando insieme alla società per allestire una squadra insieme ai direttori Strano e Merola, una squadra importante sotto il profilo dei giovani e cercheremo di fare un campionato dove dobbiamo cercare il mantenimento della categoria senza nessun patema d'animo se è possibile. Vince il premio Stefano Barresi dell'Igea. Presidente Stefano Barresi, una stagione che viene coronata anche da questo riconoscimento come miglior dirigente di promozione, quali sono le sue sensazioni? Ma intanto una sensazione bellissima e lo meritano tutta la dirigenza, io la rappresento, però siamo stati una bella dirigenza e saremo una bella dirigenza molto compatta e il premio lo meritano anche loro perché hanno combattuto e hanno anche lavorato molto per la società. È arrivata l'eccellenza per l'Igea e sarà un'eccellenza sicuramente di primo piano per questa squadra che vuole puntare certamente in alto. Sì, sicuramente faremo una squadra buona, non è facile sempre arrivare in alto, però piano piano ci proveremo, stiamo costruendo un buon gruppo di bravi ragazzi e di giocatori di categoria, vediamo che succede. Direttore Davide Mignemi, un riconoscimento importante, premio eccellenza, quali sono le sue sensazioni dopo aver ricevuto questa onorificenza? È un bellissimo premio perché essere un'eccellenza siciliana è un motivo di orgoglio per me, è un premio importante che condivido con la mia famiglia, che condivido con la mia società e quindi per me non è un punto d'arrivo ma è un altro punto di partenza che ti fa capire che comunque la strada che hai intrapreso è quella giusta. Speriamo bene anche in futuro. Ovviamente è un premio che dimostra come il lavoro paga sempre, si è partito dal dilettantismo e adesso si è arrivati al professionismo. Eh sì, noi siamo a detta di tutti siamo stati una piccola favola, partendo dal campionato di promozione e consecutivamente siamo arrivati adesso a disputare 3 campionati di Lega Pro. Questa è una bella sensazione, ma si ci arriva attraverso un grande e durissimo lavoro. Dimmi perché vivo a mezz'aria, meno a metà e mi manca l'aria. Dimmi perché ci si sente soli, se intorno a noi sento grida e rumori. Io
smesso di sognare, mi è costato dolore, ma lo dedico a te, che illumini il mio cielo, tu sei la meta, su questo sentiero. Dimmi perché mi sento spento, un'anima dispersa nel tempo. Io non ho smesso di sognare, mi è costato dolore, ma lo dedico a te, che illumini il mio cielo, tu sei la meta, su questo sentiero. No, non dirmi no, no, tu sei l'unica cosa che ho. E lo dedico a te, che illumini il mio cielo, tu sei la meta, su questo sentiero. Miglior giocatore della prima categoria, Salvatore Stabile. Fulgatore, complimenti a Salvatore. Salvatore Stabile, vincitore del premio miglior giocatore di prima categoria con il tuo Fulgatore. Quali sono le tue sensazioni, le tue emozioni dopo aver ricevuto proprio il premio? Sì, sicuramente il premio è andato a me nella figura d'attaccante, sicuramente un premio raggiunto con la squadra, un lavoro fatto con il mister e la società che ci hanno permesso comunque di vincere questo campionato, che poi non è stato facile. Non è stato facile, però si pensa già alla prossima stagione che sarà promozione. Tu rimarrai, che stagione sarà, che squadra farà il Fulgatore? Io sicuramente farò parte del Fulgatore, come la maggior parte dei miei compagni che hanno deciso di sposare questo progetto. Sicuramente ci sarà qualcuno che andrà e qualcuno che arriverà, ma noi con il gruppo che abbiamo non c'è nessun tipo di problema. E allora, miglior allenatore prima categoria, Samuele Costanzo. Miglior allenatore del campionato di prima categoria, le sue emozioni dopo aver ricevuto il premio? Ma io intanto ringrazio, le emozioni sono tantissime perché non è scontato vincere in qualsiasi categoria si gioca. Sono contento perché questo è il secondo premio che ricevo in 4 anni, quindi per me è una grande soddisfazione. Ma dietro il mio vincere questo premio c'è sicuramente un lavoro, c'è una società, ci sono delle persone che si spendono per tutto ciò, quindi è giusto condividere questo premio con loro. Alessandro Fregalà, giornalista, il premio Eccellenza Siciliana, sicuramente un riconoscimento importante. Fa piacere perché intanto me lo dà un amico, Ettore Tortorici, ci conosciamo da tantissimo tempo, e poi mi piace partecipare ad una manifestazione di questo genere che premia il calcio siciliano, il calcio vero. Ettore dice sempre quello che le televisioni molto spesso non raccontano, lui lo fa da tanto tempo, io nel mio piccolo ci ho provato pure durante la mia carriera, è il calcio che ci piace, quello della passione, quello dei sogni. Non sempre si realizzano i sogni di questi ragazzi, però è giusto premiarli, è giusto dargli un riconoscimento, quindi grazie. Miglior dirigente prima categoria, Gaetano Conte, Resuttano.
Allora, sicuramente sono felicissimo, per me è la prima volta che vengo candidato a questi premi e vinco un premio, quindi posso essere soltanto onorato e chiaramente sono felice per quello che è stato fatto, quindi questo è un conseguimento all'impegno che abbiamo messo durante l'anno. Un Resultana San Lorenzo che sicuramente si impegnerà a fare bene anche per la prossima stagione. Assolutamente, noi abbiamo già pianificato la prossima stagione di promozione, il prossimo campionato, fatto in maniera concreta, con degli innesti giusti, abbiamo confermato la maggior parte dei giocatori e non ci vogliamo nascondere, vogliamo puntare a stare su in classifica per il prossimo campionato. Un premio importante perché è quello che dedichiamo ad un personaggio che ha legato il proprio nome anche ad una stagione, che dico più di una stagione al Calcio Catania nel suo momento probabilmente di massimo splendore degli ultimi 10-15 anni. È stato capitano, è stato un guardapali straordinario perché eclettico con i suoi tanti cappellini colorati. Premio alla carriera 2020 ai Penalty Awards, Armando Pantanelli. Armando Pantanelli vince il premio alla carriera, sicuramente sono soddisfazioni importanti. Sì, vuol dire che sono vecchio, però no, sicuramente soddisfazioni, un premio molto molto gradito e ringrazio tutti per aver scelto me. Che carriera è stata, lo possiamo dire? Ma sicuramente piena di soddisfazioni, ho quasi 500 presenze tra i professionisti, ho fatto un po' tutte le categorie dalla C2 alla Serie A, quindi sicuramente posso ritenermi soddisfatto di quello che ho fatto. Lo dicevo, è un mio dovere perché qui c'è tutto il parterre del calcio dilettantistico ed è giusto, a parte che Ettore, voglio dire, con la sua galanteria, la sua gentilezza, il suo garbo, è difficile dire di no, però fa un lavoro che io apprezzo molto, lo apprezzo ancora oggi di più in questo momento così difficile, lo apprezzo con lui, con tutti i collaboratori e ti devo dire è veramente una persona che trova il mio consenso ed è per questo che nonostante fosse stato fatto dall'altro giorno si sia spostato, ho voluto trovare il tempo di venire qui perché era giusto onorare il lavoro che voi fate, che è un grande lavoro per noi e che aiuta, voglio dire, poi noi dilettanti e quindi non solo lo faccio come dovere ma lo faccio anche come ringraziamento a voi tutti per questo lavoro. Parliamo adesso della squadra vincente. Lo scorso anno abbiamo indetto il premio Team Awards e lo ha vinto il Marina di Ragusa perché ha veramente disputato un campionato bellissimo. Quest'anno tutta la redazione di Penalty, che è il fulcro del progetto Penalty Awards, ha deciso di invece premiare un altro tipo di squadra, una squadra che poi è veramente risultata super vincente, la squadra del reparto malattie infettive dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Ed io invito qui sul palco il suo responsabile, il professore Carmelo Jacobello, e sarà accompagnato per l'occasione anche dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Cannizzaro, il dottor Giuffrida. Dottor Dante Ferrari del comune di Enna, un collega vostro che insomma vi consegnerà questa targa Penalty Awards 2020 come squadra vincente, la migliore squadra che potevamo premiare in questa stagione. Il professore Jacobello e il dottor Giuffrida. Consegniamo subito la targa al nostro assessore, la consegniamo, eccola qui, ne abbiamo due, una personale e una in ricordo della squadra. Il professore Carmelo Jacobello, eccolo qui, e queste le consegniamo invece a Giuffrida, al dottor Giuffrida. Dottor Giuffrida, presente oggi qui a Enna per i Penalty Award, ovviamente la medicina collegata allo sport, un binomio sicuramente importante e soprattutto in questo periodo. Sport, salute, solidarietà, posti belli, solidarietà significa anche questo condividere momenti difficili, quelli che abbiamo vissuto tutti anche nella nostra terra, ne siamo usciti per adesso bene, dobbiamo non abbassare la guardia e la dimostrazione è che nella ricerca del bene comune troviamo soddisfazione per tutti noi.
Professore Jacobello, lei ha utilizzato una metafora, il calcio è una metafora della vita come lo è anche nella medicina. Senz'altro, questo va sempre informata la vita a quello che succede nel calcio e viceversa. Certamente ci siamo dovuti confrontare con un terribile virus, con un nemico invisibile. Abbiamo ottenuto risultati straordinari, però attenzione, bisogna continuare a mantenere alta la guardia e l'attenzione. È un messaggio che voglio lanciare anche attraverso la televisione a chi ci ascolta, manteniamo alta l'attenzione, continuiamo a essere disciplinati usando la maschera, i guanti e il lavaggio delle mani e il distanziamento sociale. La targa come miglior portiere del campionato di eccellenza. Vince Keba Yabi, Dattilo Noir, eccolo qui, perfetto. Noir, francese. Keba, miglior portiere del campionato di eccellenza, quali sono le tue emozioni per aver ricevuto questo premio importante? Questo premio mi sono contento, sono felice perché non è la mia prima volta per vincere miglior portiere, questa è la mia seconda volta, perché ti posso dire sono contento e felice. È un premio che corona la stagione anche del Dattilo, visto che siete comunque andati in Serie D. Sì, perché posso ringraziare i miei compagni, la società pure, perché abbiamo fatto tanto lavoro per vincere questo campionato. Ovviamente tu sarai riconfermato. Sì, assolutamente sì. A volte per un'eccezione sacrifico la regola di non pensarci più. A volte cado in 1000 pezzi e quando li raccolgo non combaciano più, non combaciano più. Non combaciano più. Se non viene da me vado a prenderlo io, questo mondo che c'è, il destino è davanti o dietro di me, non lo so dove andrò, che farò, se non viene da me vado a prenderlo io, questo mondo che c'è, il destino è davanti o dietro di me, non lo so dove andrò, che farò, e con le mie forze sfiderò il buio e le lacrime, cavalcherò i draghi dentro di me, ascenderò il cielo e lo raggiungerò, io lo farò. Allora, altro premio importante legato al mondo della televisione, altro premio che noi dei Penalty Awards ogni anno assegniamo ad un personaggio particolarmente in voga. Lui lo è da tantissimo tempo e siamo contenti di ospitarlo questa sera e premiarlo nel contesto di questa manifestazione. Premio Personaggio TV 2020 ai Penalty Awards, Gino Astorina. Gino Astorina premiato come personaggio TV, ma lo ha detto sul palco, dice oggi qui si premia il calcio, io cosa c'entro? Sì, il calcio cosa c'entra è vero, però il calcio fa parte dello sport, lo sport è specialmente quello lì del calcio, se visto in televisione, anzi è l'argomento principe in tutte le emittenti, e allora perché non utilizzare questo connubio, lo sport e lo spettacolo. Però c'è un nesso, perché ha raccontato un aneddoto che lo ha praticato anche un po' di sport, di calcio. Sì, un po' di calcio l'ho praticato, facevo parte della squadra, dell'oratorio, e dicevo proprio questo, forse è stata la mia fortuna perché mi sono fatto male, non ho più giocato nella squadra e ho cominciato a recitare. Quando poi potevo ritornare a squadra, i miei compagni di squadra mi dissero non tornare più perché finalmente stiamo vincendo i partite, e allora ho continuato a fare l'attore. Miglior difensore, categoria eccellenza, Francesco Maggio. Cani Cattivi, eccolo qua subito il riconoscimento insieme a Federica che
ti porge la targa, che a sua volta passa a Francesco Maggio del Canicattì. Francesco Maggio, vinci il premio miglior difensore del campionato di eccellenza, sicuramente quali sono le tue emozioni? Sicuramente le emozioni sono tante, anche perché vengo qua con la mia famiglia dove dedico questo, grazie per l'invito e per la nomination e sono felicissimo di aver vinto questo premio. Vinci il premio, non è andata bene in campionato, il Canicattì purtroppo non ha raggiunto la Serie D, si è bloccato prima la stagione, però rimane molto positivo il campionato. Sì, ti ripeto, dall'inizio, come ho detto poc'anzi, gli obiettivi erano quelli di arrivare il più in alto possibile. Sicuramente è dispiaciuto non giocare il finale del campionato dove c'erano tutti scontri diretti e quindi dico rimane una stagione positiva e dispiace tanto per la situazione del ripescaggio che è stato un po' negato. Vai a Mazara, in un'altra piazza davvero importante che sta costruendo una squadra importante sicuramente per puntare a vincere. Sì, vado a Mazara dove è una piazza molto importante, molto esigente e insieme al presidente e ai miei compagni ce la metteremo tutto per arrivare a vincere il campionato, però sai benissimo che soltanto con i nomi non si vincono i campionati, bisogna stare sempre con i piedi per terra e creare un ambiente importante e provare a raggiungere gli obiettivi, anche perché Mazara merita tanto. Allora, miglior centrocampista categoria eccellenza e più basso di me, Piero Conciardi. Con la quale scambio subito una battuta, vieni Piero. Allora Piero, città di Sant'Agata, ma tu sei un globetrotter, giri un po' ovunque in Sicilia, quindi ti fermerai oppure continuerai a cercare altre fortune in altri lidi? Penso che cambierò un'altra volta. Come ogni anno. Mister, alla fine premio eccellenza siciliana, sicuramente grandi emozioni per ricevere tale riconoscimento. Sì, è un piacere perché al di là dei meriti sportivi ti viene riconosciuto anche il modo di essere, il modo di fare e quindi va al di là del calcio e quando nella vita riesci a lasciare un'impronta che sia calcistica o meno ti fa sempre piacere, quindi è sempre una cosa che ti riempie il cuore e ti dà anche lo stimolo per continuare a fare bene e a migliorare per poter magari ritornare un giorno a ricevere questi premi che fanno sempre piacere. Il vincitore quale miglior attaccante del campionato di eccellenza, eccola qui, chi vince? Vince Salvatore Cocuzza, Paternò Calcio. Paternò Calcio, subito la targa per immortalare questa vittoria. Totò, alla fine ricevi il premio come miglior attaccante del campionato di eccellenza, quali sono le tue sensazioni? Ma fa piacere perché vuol dire che si è fatto un qualcosa di importante sia a livello individuale ma soprattutto a livello di squadra. Questo premio lo condivido con tutti i miei compagni, con la società, perché è normale che senza di loro non avrei potuto esprimermi in questa maniera, quindi mi godo questo premio, lo dedico a mia figlia, a mia moglie e alla mia famiglia che mi sono stati sempre vicini. Presenti questa sera ai Penalty Awards 2020 a Enna, sicuramente un riconoscimento anche per voi che avete raccontato il calcio dilettantistico. Sì, abbiamo raccontato, è stato veramente un piacere, ormai da qualche anno raccontiamo, dall'eccellenza alla seconda categoria, non mi vergogno a dirlo, quindi è un piacere dare spazio a questa realtà, far conoscere questi personaggi, ragazzi che trovano il loro momento di ribalto. Non è facile raccontare il calcio dilettantistico, a differenza magari del calcio professionistico. No, assolutamente no, perché richiede conoscenza, richiede tanto impegno, richiede soprattutto la costanza sul territorio, perché sono campionati minori, sono campionati dove non ci sono nomi di una certa risonanza e quindi ti devi adeguare a quelle che sono, a quello che ti offre il prodotto. E io colgo l'occasione per ringraziare Ettore per questo splendido evento che è una bella vetrina, un bel palcoscenico perché ci fa ritrovare noi colleghi giornalisti, ci fa ritrovare direttori sportivi, presidenti, giocatori e quant'altro, quindi grazie. Siamo curiosi di capire se a questo punto vincerà o meno l'allenatore del Paternò, se non vince mi mette in difficoltà ma voglio essere ottimista e dire... Gaetano Catalano. Siamo fortunati allora, doppiamente fortunati. Mister Catalano, un premio importante, miglior allenatore del campionato di eccellenza, quali sono le sue emozioni? Sono contento, emozioni sono tante sicuramente, ma è un premio che voglio condividere innanzitutto con tante persone che
a prescindere dai ragazzi della squadra che hanno fatto un campionato strepitoso, società, presidente, tutti i dirigenti, i direttori e soprattutto, che non l'ho mai fatto, ai ragazzi che lavorano con me, al mio staff, perché mi hanno dato una grossa mano in questa stagione, quindi è un premio da condividere un po' con tutti, che questa città penso che meriti veramente qualche categoria superiore. È un premio che va a chiudere il cerchio, promozione in Serie D, record nazionali, miglior allenatore. Ci sono quindi gli ingredienti sicuramente già per progettare un ottimo campionato di Serie D. Ma noi vogliamo continuare il progetto di quest'anno e non vogliamo cambiare tanto, nel senso tenere l'ossatura dell'anno scorso, prendere 2 o 3 elementi importanti di categoria, trovare dei giovani importanti e cercare di fare un campionato tranquillo e magari toglierci qualche soddisfazione. Poi per il proseguo vediamo, poi la società sicuramente arrivando già il primo anno in Serie D, credo che queste sono le basi importanti. In futuro si vedrà, perché penso che Paternò veramente meriti qualcosa in più. Vince come miglior dirigente categoria eccellenza Ivan Mazzamuto, Paternò Calcio. Eccolo qua, eccolo qua. Subito la targa al direttore Livolsi che la consegna a Ivan. Presidente, miglior dirigente della categoria eccellenza, quali sono le sue sensazioni? Cosa si prova a vincere un titolo di questi? No, sicuramente è una bella soddisfazione, grazie però a tutti i miei calciatori, a tutti i miei dirigenti, perché è sempre un lavoro di equipe e di gruppo. Veramente a Paternò sono stato fortunato quest'anno perché ho trovato dei giocatori che sono stati degli uomini, dei seri professionisti e anche dirigenti, seri e competenti. Un Paternò che possiamo dire davvero dei record, non solo a livello nazionale, anche stasera 3 premi, il suo come migliore dirigente, miglior allenatore, miglior attaccante, quindi stagione perfetta. Sì, guarda caso l'unico che oggi non è stato premiato è stato Bontempo, che però vanta il record della migliore difesa d'Italia con 8 gol subiti dalla Serie A all'eccellenza, quindi ha vinto quello. Bravi, grazie. Siamo ai saluti finali e lo faccio anche quest'anno con lei, insomma, che da tanto tempo è vicina ai Penalty Awards, è vicina al programma sportivo Penalty, Federica Di Benedetto. Ciao Ettore, buonasera. Buonasera.
Allora Federica, è stato un altro anno, qui un'altra insieme a esperienza. te, un'altra esperienza, un altro anno insieme a tutti voi, e per me non può essere che un piacere. È vero. Tra l'altro il calcio, come tu ben sai, si è fermato, però è anche vero che l'atmosfera dei penalty anche quest'anno ha creato suspense. Diciamo che comunque dovevamo riconoscere i giusti meriti a coloro che comunque avevano disputato un ottimo campionato fino a quel momento. Certo, sarei dei nostri anche la prossima stagione. Senz'altro. Non puoi mancare. Senz'altro. Federica Di Benedetto, grazie grazie, Federica, grazie Federica. Allora io mi congedo da voi, ringrazio naturalmente il comune di Enna che ha permesso questa ennesima edizione dei Penalty Awards in questo splendido scenario del Castello di Lombardia. Voglio anche ringraziare l'Associazione Volontari Ospedalieri Presidio Alice Amico che ha curato l'ingresso per quanto riguarda il nostro parterre, tutto rigorosamente ad inviti. Che dirvi? Vi do appuntamento al prossimo anno ancora una volta con il calcio dilettantistico che ritornerà sicuramente di nuovo in passerella, però prima andrà in campo per una nuova prossima stagione, quella 2020-2021. Grazie a tutti e appuntamento alla prossima stagione. Ettore, Penalty Awards 2020, la 7ª edizione per il secondo anno consecutivo a Enna. Lo scorso anno al Teatro Garibaldi, quest'anno qui nello splendido scenario del Castello di Lombardia. Cambiato la location, ma non è cambiato il format. No, non è cambiato il format perché abbiamo visto che ai dilettanti piace comunque andare in passerella e farlo in un contesto di questo genere è doppiamente più bello. Pertanto siamo contenti ancora una volta di rappresentare quel tipo di calcio con questo galà, siamo doppiamente contenti perché il Comune di Enna ci ha dato ancora una volta la possibilità di farlo in un contesto, come hai detto tu, bellissimo. L'anno scorso al Teatro Garibaldi e quest'anno in questo scenario naturale del Castello di Lombardia. Siamo contenti perché questo è il momento più bello che i dilettanti possono vivere e siamo contenti di realizzarlo noi di Play Village. Soprattutto è un premio speciale quest'anno, visto anche la pandemia che ha colpito il mondo intero, quindi il calcio che si era fermato ma che comunque andava in ogni caso premiato. È vero, giustamente quest'anno noi dei Penalty Awards non per niente abbiamo dedicato il Team Awards al Cannizzaro, all'ospedale Cannizzaro, soprattutto nella persona del professore Jacobello e soprattutto anche a tutto il reparto delle malattie infettive che sono state veramente, forse sicuramente, la squadra più importante e più vincente. Ma quanto lavoro c'è dietro per organizzare un premio del genere? Beh, il lavoro è considerevole, però siamo contenti perché noi siamo un gruppo di folli che non si ferma mai e che è già pronto per nuove battaglie e nuovi obiettivi. Volendo usare una battuta, non c'è due senza tre, magari il prossimo anno nuovamente a Enna. Beh, l'anno scorso dissi Sesso Rose fioriranno e sono fiorite. Adesso dico per la prossima stagione mi auguro solo di continuare soprattutto a regalare emozioni a tutto il mondo del calcio dilettantistico. Se saremo a Enna bene, ma se saremo in un'altra piazza va bene pure.